cari amici, e benvenuti anche oggi alla nuova pillola del vostro Marietto Veneziano. Continuiamo con la nostra carrellata di geni e quindi anche di sigilli di Re Salomone, ripresi dal testo magico di Re Salomone, di questo bellissimo e antico manoscritto degli spiriti. Ecco, chi è questo Chimaris? Chimaris è il 66esimo spirito, è nominato anche Cimenes o Cimavis. È un grande e poderoso e potente marchese. In questa scala gerarchica lui rappresenta un marchese che si presenta nelle vesti di un valoroso guerriero sopra un cavallo nero. Il suo compito consiste nell'insegnare perfettamente la grammatica, la logica, la retorica e di scoprire cose perdute o nascoste, tipo pietre rare, gemme, metalli preziosi, tesori e quant'altro. Governa, ben pensate voi, governa tutti gli spiriti e le terre d'Africa, è quindi uno dei più potenti e ha al suo comando circa 20 legioni di spiriti infernali, quindi di basso profilo, di basso piano vibrazionale. Quindi questo che vedete in sovraimpressione è il suo sigillo, che è un pentalfa, però vi voglio spiegare una cosa. La differenza fondamentale è che questi sigilli si possono anche trasformare in talismani eventualmente da poter tenere come protezione, ma in questo caso quando ve li faccio vedere in questa dimensione sono più che altro da usare per quando si fanno riti di alta magia operativa, che vengono usati per sottomettere i geni che vengono chiamati, che in questo caso è il genio Chimaris. Bene, cari amici, detto questo, penso di aver esaurito il sigillo e il genio Chimaris. Vi invito a iscrivervi nel canale di Hildegarda e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e anche di iscrivervi chiaramente nel canale del Marietto Veneziano. Grazie e alla prossima. Ciao.